Saluti tifoso napoletano, l'ultima notizia è entusiasmante per Osimhen al Napoli. Ma prima di proseguire iscrivetevi al canale e attivate le notifiche così da ricevere le principali notizie. Dagli azzurri. Il Napoli si prepara all'assalto di mezza Europa per Victor Osimhen. Il nigeriano resta uno dei grandi oggetti del desiderio delle grandi formazioni del vecchio continente. La stagione da sogno vissuta col Napoli lo ha portato inevitabilmente sul taccuino di tutte: il Bayern Monaco, il Chelsea, il Tottenham, il Manchester United, il Paris Saint-Germain, l'Arsenal. Sono le formazioni che sarebbero pronte all'offerta per il club di Aurelio De Laurentiis, ma non alle cifre richieste dal numero 1 azzurro. Troppi. Secondo quanto filtra al momento, i 160 milioni chiesti da ADL per far partire il puntero ex Lille. La strategia del Napoli: rinnovo, aumento e clausola più bassa. Secondo quanto raccolto da tuttomercatoweb.com, la società azzurra si vedrà con l'entourage del calciatore per provare a formalizzare la sua proposta qualora una cifra irrinunciabile come quella sopracitata non dovesse arrivare nella sede della Filmauro. L'idea di De Laurentiis, rinnovo di altre 2 stagioni, ora scade nel 2025, aumento dell'ingaggio, ora percepisce 4,5, ma soprattutto l'inserimento di una clausola rescissoria. L'idea del Napoli sarà in prima sede d'offerta di definirla a 150 milioni, ma con la consapevolezza che sarà l'oggetto principale della trattativa. Un rinnovo potrebbe infatti essere propedeutico a posporre la cessione tra 12 mesi, garantendo ai tifosi del Napoli di sognare ancora per almeno un anno col nigeriano davanti, ma con la garanzia, nel caso, di poter partire a cifre accessibili anche per le danarose grandi d'Europa. Cosa ne pensi, tifoso napoletano? Lasciate la vostra opinione nei commenti perché è molto importante per il Napoli. Presto vi aggiornerò con altre notizie. Forza Napoli sempre, e tutto per lei.